La Corte d'Appello di Venezia ha notificato in Regione la proclamazione del nuovo presidente del Veneto Luca Zaia, che dalla notifica ha 10 giorni di tempo per formare la giunta e dei consiglieri eletti, ponendo fine alla pioggia di ricorsi presentati a spoglio ultimato degli esclusi delusi. E sono molte le novità che non faranno felici quelli che pensavano di avercela fatta e che invece si ritrovano con tutti e due i piedi fuori da Palazzo della Regione. A Belluno salta il sindaco di Santo Stefano di Cadore Alessandra Buzzo, Veneto Civico, ed entra Franco Rocconi, Indipendenza Noi Veneto. A Padova saltano il sindaco di Carceri Tiberio Businaro, Zaia presidente, e quello di Albignasego Massimiliano Barison di Forza Italia, ed entrano l'ex vicegovernatore Marino Zorzato, NCD, e l'ex assessore regionale all'ambiente Maurizio Conte, Listatosi. A Treviso salta il presidente della provincia Leonardo Muraro, Listatosi, ed entra il sindaco di Oderzo Piero Dalla Libera, Veneto Civico. A Venezia salutano ma non ringraziano i Chioggiotti Massimo Mancini, NCD, e Ilaria Padoan, Noi Veneto Indipendente, in favore di Otello Bergamo, Forza Italia, e Gabriele Micheletto, Zaia presidente. E il profilo del Consiglio, dunque, dopo le prime simulazioni ne esce completamente stravolto. Facendo i conti della serva cambia oltre il 10% dell'assemblea. Dopo i riconteggi sono infatti 6 le posizioni modificate su 50, con 2 casi eclatanti, come già detto in precedenza: il rientro dell'ex vicepresidente Marino Zorzato, l'uscita dal Consiglio dell'ex leader leghista e presidente della provincia di Treviso Leonardo Muraro. 9 poi le donne che andranno a prendere il posto a Palazzo Ferrofini, il 17,6% dell'intero Consiglio, prima era il 6,5%, con sole 4 elette alle regionali del 2010. Infine i più votati alle regionali del 31 maggio sono risultati nell'ordine Berlato, Giorgetti e Berti.